Dopo anni di mistero e depistaggi è arrivata una condanna. Ergastolo. Questa è la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania nei confronti di Rosario Palermo, 63enne, unico indagato per la scomparsa e l'uccisione di Agata Scuto. La 22enne, figlia della sua allora compagna, sparì il 4 giugno del 2012 da Acireale. Secondo l'accusa, Palermo avrebbe commesso il delitto per evitare che si scoprisse che la giovane, con la quale avrebbe avuto una relazione segreta, era rimasta incinta. Il cadavere di Agata non è mai stato trovato. Palermo lo avrebbe bruciato nelle campagne di Pachino, nel Siracusano. Assolta la madre della giovane, che in un primo momento era stata accusata di favoreggiamento. L'input alle indagini è arrivato nel 2020, dopo una segnalazione anonima alla trasmissione Chi l'ha visto sulla presenza del corpo della ragazza nascosto nella cantina della casa della madre. Una tesi risultata falsa. Da quel momento le attenzioni degli investigatori si sono concentrate su Rosario Palermo per il rapporto particolare che aveva instaurato nell'ultimo periodo con la giovane, la quale non usciva mai di casa da sola né intratteneva rapporti con altre persone, ma anche per le falsità delle notizie fornite agli inquirenti sui suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata e sul tentativo di crearsi un alibi con un testimone che lo ha contraddetto. Palermo si è sempre proclamato innocente e i suoi avvocati annunciano che ricorreranno in appello. Montone griffato, cappellino di lana in testa e al polso un Frank Muller da 35.000 euro. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, l'uomo più ricercato d'Italia, è stato arrestato alle 9:12 minuti del 16 gennaio di un anno fa in una delle cliniche private più note di Palermo, la Maddalena, poco prima di sottoporsi all'ennesima seduta di chemioterapia. La primula rossa di Cosa Nostra dunque era in cura a pochi chilometri dal suo paese, Castelvetrano. 8 mesi dopo morirà nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila, senza mai pentirsi, a causa di quel tumore al colon che lo portò per una cinquantina di volte in cura a Palermo. E sarà proprio questo particolare ad alimentare retroscene e dietrologie sulla sua cattura. Ma la procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, e i carabinieri erano da tempo sulle sue tracce grazie ai pizzini trovati in casa della sorella Rosalia l'8 dicembre, qualche settimana prima della sua cattura. Nascosto nella gamba di una sedia c'era un vero e proprio diario clinico del boss, malato da 2 anni. Da uno screening dei malati di tumore di tutta Italia, i carabinieri arrivano a un paziente compatibile per età e luogo di residenza al capomafia. Il suo nome è Andrea Bonafede, un geometra di Campobello, nipote del capomafia Leonardo. Ma quando il paziente Bonafede risultava in cura alla Maddalena, il vero Bonafede era da tutt'altra parte. In un anno è stata smantellata una rete di fiancheggiatori, fino ad ora ne sono stati presi 9, ma è nei covi di Campobello, pieni di pizzini, appunti e soldi, circa 800.000 euro in contanti, che comincia la ricostruzione dei suoi 30 anni di latitanza. Una storia ancora tutta da scrivere. Nessuna parte civile contro la sorella del boss. Accade a Rosalia Messina Denaro, accusata di aver avuto un ruolo nella latitanza e nella gestione degli affari della famiglia mafiosa a cui capo c'era il fratello. Oggi davanti al GUP si è tenuta l'udienza preliminare che dovrà decidere dell'eventuale rinvio a giudizio della donna accusata di associazione mafiosa, ma contrariamente a quanto avviene sempre nei processi di mafia non è stata presentata nessuna richiesta di costituzione a carico. Né gli enti locali né le associazioni antimafia che solitamente partecipano ai procedimenti a carico di boss e fiancheggiatori si sono costituite. All'udienza di oggi sono state illustrate dalla difesa della donna una serie di eccezioni preliminari. Il procedimento proseguirà il prossimo 29 gennaio. Rosalia Messina Denaro è stata arrestata a marzo scorso su richiesta della procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia. L'accusa in aula è rappresentata dal pubblico ministero Gianluca De Leo. Secondo il PM la donna avrebbe gestito le comunicazioni e gli affari del fratello e proprio piazzando una microspiga nella sua abitazione gli investigatori sono riusciti a risalire al capomafia latitante. Rosalia infatti aveva nascosto nella gamba di una sedia dove i carabinieri cercavano di piazzare una cimice una sorta di diario clinico del fratello, allora ammalato del cancro che poi l'ha ucciso. Grazie al prezioso ritrovamento i carabinieri hanno scoperto che con il nome di Andrea Bonafede Messina Denaro era in cura alla clinica La Maddalena di Palermo, dove esattamente un anno fa, il 16 gennaio 2023, è stato poi arrestato. L'ho pestato, ma non volevo ucciderlo. La confessione di Andrea Cangemi, ragazzo di 20 anni accusato dell'omicidio del suo coetaneo Francesco Bacchi, al culmine di una rissa fuori dalla discoteca Medusa di Balestrate, la dice lunga sulla condizione giovanile di questi giorni. La violenza folle, esplosa anche in questo caso, viene percepita come normale dai giovani, come ordinaria affermazione di sé, senza percepire invece i rischi che ne derivano. Adesso è accusato di omicidio involontario, nonostante l'infinito numero di colpi inferti
diretti anche al giovane a terra. Le risse che si susseguono da mesi, i 2 omicidi a Palermo e a Balestrati a distanza di un mese, sono tutti elementi di un medesimo allarme che il prefetto di Palermo dice essere figlio di un disagio giovanile dilagante. Da una parte c'è chi invoca l'esercito in strada, ma non è questa la soluzione, secondo l'esperta Maria Rita Parsi, per la quale occorre cambiare registro e impegnare i giovani nel territorio. Sono d'accordo sull'abolizione del servizio militare obbligatorio, ma non sul servizio civile obbligatorio. Io credo che quei momenti fatti in funzione dell'essere per le strade, aiutare, sostenere, controllare, non fare per l'esercito delle guerre, ma fare per l'esercito della civiltà sarebbe formidabile. 2 anni per tutti i giovani come l'esercito, chiamiamolo della salvezza, ma chiamiamolo della salvezza, sarebbe opportuno. La famiglia ha perso il suo ruolo, ma anche la scuola deve cambiare, deve diventare il fulcro del contrasto a una povertà educativa che non è legata a condizioni economiche o sociali. La scuola è al centro, la scuola deve diventare un centro culturale polivalente, aperto dalla mattina alla sera, con all'interno tutte quelle possibilità che dalla mattina alla sera tu puoi dare ai giovani che stanno insieme ai loro coetanei. Quali sono? Le biblioteche, la mensa, un'equipe antropo-psicosociopedagogica che mette in comunicazione la famiglia con la scuola e coglie i segnali di difficoltà dei ragazzi, stabile equipe, collegata al territorio, così che quando si fanno i servizi e si richiedono al territorio c'è già un'informativa. Dunque non repressione, ma prevenzione a partire dagli elementi educativi, oppure da questa deriva non si uscirà. La proposta dell'invio dell'esercito a Palermo per arginare i numerosi episodi di violenza apre il dibattito politico sulla sicurezza, ma la richiesta di misure forti, come l'invio dei militari in strada, auspicate tempo addietro anche dal sindaco La Galla, non convince. I livelli di violenza a Palermo suggeriscono certamente un innalzamento dell'attenzione, ma non credo che vada militarizzata la città. È, a mio parere, un segno di debolezza della politica. È chiaro che il controllo del territorio è importantissimo, ma ci sono risorse assolutamente interne, come può essere il rafforzamento della polizia municipale, per esempio, o anche diciamo, la sinergia con il terzo settore, con i volontari, con la società civile stessa. Occorre sicuramente una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine a realtà con le quali prima non ci confrontavamo, e mi riferisco soprattutto alla violenza giovanile, che ha purtroppo come teatro spesso i luoghi di aggregazione giovanile come le discoteche, che è un fenomeno non soltanto palermitano, non soltanto siciliano, ma che purtroppo dopo gli anni della pandemia abbiamo visto dilagare in tutta Italia. Questo governo nazionale ma anche regionale toglie alla Sicilia, toglie in generale al sud e poi chiaramente i risultati sono questi e allora si invoca l'esercito come una soluzione esterna che non fa altro che manifestare una mancanza di idee, di visione e di appunto una visione pedagogica che le istituzioni dovrebbero avere e che invece di fatto hanno perso completamente. Una banda specializzata dove ognuno aveva il suo compito, chi pianificava i furti in appartamento, chi si arrampicava sulle grondaie e rubava e chi ripuliva preziosi da pietre di valore ed inserti per non renderli riconoscibili. Sono 9 in tutto le persone indagate nell'operazione Gioiello che ha consentito ai carabinieri di Catania di smantellare un'organizzazione specializzata in furti in abitazione. 12 gli episodi contestati per un bottino di 120.000 euro con diverse località prese di mira: Catania, San Giovanni la Punta, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo e Sant'Agata di Battiati. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. Il provvedimento restrittivo prevede il carcere per 5 persone. Tra gli arrestati Carmelo Passalacqua, 37 anni, ritenuto il leader della banda che si avvaleva della preziosa collaborazione di Vincenzo e Grazia Salamone, titolari di una gioielleria di Viale Mario Rapisardi. Questi ultimi, secondo gli inquirenti, ricevevano gli oggetti rubati ed una volta accertata l'autenticità dell'oro procedevano al peso e al conseguente pagamento in contante in favore degli autori dei furti. A dare l'input agli investigatori è stata la segnalazione di una donna che aveva notato i malviventi mentre cercavano di introdursi in un'abitazione di San Giovanni la Punta. Fondamentale, in quanto la prima tessera del domino è sicuramente il senso civico che ha portato tutti i cittadini, i vicini di casa, anche i semplici quindi testimoni, a poter dare agli inquirenti quegli elementi
se ben superficiali, comunque estremamente utili se ben valorizzati per far sì che le indagini potessero arrivare a questo punto. Parte della refurtiva è stata recuperata e consegnata ai legittimi proprietari. Bruciavano rifiuti speciali all'interno del perimetro della loro azienda senza preoccuparsi del danno ambientale, ma sono stati scoperti da un blitz dei militari della Capitaneria di Porto di Gela che li hanno sorpresi nell'atto di dar fuoco a uno dei cumuli. È successo in Contrada Zai, lungo la strada provinciale che da Gela porta a Butera, già tristemente nota per essere teatro di diversi abbandoni illeciti di rifiuti. Stavolta però non si tratta di trazzere isolate, ma del piazzale di una nota ditta locale in cui, secondo quanto scoperto dai militari, venivano smaltiti irregolarmente i rifiuti dell'impresa. Nei giorni scorsi, durante uno dei controlli sul territorio, una pattuglia del nucleo operativo di polizia ambientale in forza al comando della Capitaneria di Porto di Gela ha avvistato 2 grosse colonne di fumo bianco provenire dal recinto di una delle ditte della zona. A quel punto i militari hanno prima verificato quanto stesse accadendo al di là del muro e poi fatto irruzione, sorprendendo un operaio che si accingeva a dare fuoco a uno dei tanti cumuli di rifiuti speciali derivanti dall'attività d'impresa già precedentemente accatastati direttamente a contatto con il terreno. L'intervento dei militari ha scongiurato il pericolo di diffusione di fumi tossici nell'ambiente. Tra i rifiuti, infatti, c'era anche diverso materiale di plastica industriale che, bruciato, sprigiona diossina nell'aria. Le aree in questione, per un'estensione di circa 1500 metri quadri, sono state poste sotto sequestro preventivo e al titolare della società è stato contestato il reato di combustione illecita di rifiuti speciali, che prevede la pena della reclusione da 2 a 5 anni. Il trasgressore dovrà adesso provvedere al ripristino ambientale della zona, seguendo le procedure di bonifica e smaltimento ai sensi di legge. Quella dei giorni scorsi è l'ennesima attività repressiva della Capitaneria di Porto di Gela nell'ambito dei reati che riguardano le tematiche ambientali su tutto il territorio di propria giurisdizione. Non si arrende, determinato Germano, 46 anni, ingegnere informatico, da mesi continua a chiedere al comune di Catania che venga rilasciato il pass per poter accedere con l'auto nei varchi su Vietnea. La differenziazione tra le tipologie di disabili è assolutamente discriminatorio e privo anche di fondamento giuridico. Le caratteristiche, chiamiamo caratteristiche della macchina che posso guidare, però siccome non fa parte di quelle modifiche di cui di modifiche strutturali e architettonici della macchina, quali comandi sullo sterzo per l'accelerazione, per ruotare insomma lo sterzo, per loro non fa parte di una categoria di disabili di cui possono avere accesso su tale zone. Lo sa bene cosa vuol dire essere disabile. Nel 2012 gli viene diagnosticata la gonartrosi, patologia cronica con lesioni degenerative della cartilagine articolare che provocano progressivamente dolore e fratture. Poi si aggiungono problemi cardiaci. La sua vita cambia, da sempre impegnato nel volontariato, passato dall'altra parte e comincia a lottare per affermare un suo diritto. Per fortuna ho tutte e 2 le gambe attaccate al busto e nel caso in cui mi mancasse la gamba sinistra, per loro lo stesso, visto che sono cambio automatico, non merito di entrare in quell'accesso, che tra l'altro in quell'accesso non si va solo per prendersi qualcosa da mangiare o per guardare le vetrine. Lì ci sono, vi ricordo, tanti uffici comunali, ci sono tanti uffici universitari. Le difficoltà si aggiungono anche per l'accesso nelle zone a traffico limitato nelle aree pedonali urbane, spesso occupate dalle auto nonostante i posti riservati. Tra un anno saranno trascorsi solo 16 giorni dal 1 gennaio 2025, giorno dell'avvento di Agrigento, capitale italiana della cultura. Come appare evidente, ancora si brancola nel buio e il rischio flop, paventato anche dal Sole 24 Ore e da Repubblica, non è da molti ritenuto infondato. Da marzo scorso, da quando Agrigento è stata proclamata capitale 2025, i mesi si sono susseguiti inesorabilmente, ma di atti concreti e costruttivi vi sono poche tracce, se non nessuna. Ad esempio, nessun cantiere per le opere pubbliche. Da marzo sono stati necessari 8 mesi per il voto del Consiglio Comunale sullo statuto della Fondazione, che dovrà gestire tutte le iniziative con alcune modifiche rispetto al progetto originario. La Fondazione Nemo, che ha stilato il progetto che poi ha vinto, è stata esclusa dai soci fondatori, così come è stata tagliata la voce che avrebbe previsto la nomina di Roberto Albergoni, il tecnico che ha redatto il dossier, a direttore generale della Fondazione. Un'altra grana da risolvere è legata ai voti del Comune di Lampedusa e del Consorzio Universitario Empedocle, entrambi soci fondatori che devono ancora approvare lo statuto.
Ritardi, polemiche e confusione che avrebbero indotto la regione siciliana, attraverso l'ARS, a dimezzare il contributo per Agrigento, capitale della cultura italiana, che sarà 5 milioni di euro e non più di 10 milioni, così come promesso poco dopo la proclamazione. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, si dichiara ottimista e prova a superare i ritardi autoapprovandosi lo statuto in seno al consorzio universitario. È infatti convocata lo stesso Miccichè per il prossimo 18 gennaio l'assemblea dei soci del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento e la Camera di Commercio, con unico punto all'ordine del giorno l'approvazione dello statuto della Fondazione di Partecipazione Agrigento 2025. Leo Gullotta. In ogni vita la pioggia deve cadere è la traduzione italiana di una famosa canzone di Ella Fitzgerald, ma è anche una metafora. C'è una nascita e una conclusione. Dentro a questa linea c'è un modo di far pensare, di far riprendere la vita al pubblico. La pièce, scritta e diretta da Fabio Grossi, compagno di vita e di scena di Leo Gullotta, apre stasera la stagione della Sala Futura del Teatro Stabile di Catania, in replica fino a domenica 21 gennaio. Essendo nato in questo teatro storico 61 anni fa, dovevo dare. Racconta la storia di una vita, la vita di due persone che vivono assieme e che si amano. Non importa che sia famiglia arcobaleno o famiglia tradizionale. La commedia parla d'amore, di umanità, di verità, di condivisione e di cosa accade quando arriva la pioggia e stravolge tutto. La pioggia non sono solo i problemi, la pioggia è anche la chiusura di un iter di vita. E questo è il tema che poi lascia lo spettatore con il fazzolettino a quel punto in mano. È sbagliato fermarsi, è sbagliato non accettare il percorso della vita nella sua conclusione. La vita rimane comunque sempre meravigliosa. Ma qual è il segreto per una coppia longeva? Non la solitudine, non il possesso, questa malattia, ahimè purtroppo, dei nostri giorni, il femminicidio. Noi maschietti dovremmo stare molto molto vicino alle donne su questo tema e non soltanto. È problema nostro, è problema di tutti, è il rispetto della vita prima di ogni cosa e della persona. Il giro di boa del calciomercato di gennaio mette in canna al Catania il colpo grosso della sessione invernale. La società è a un passo da chiudere la trattativa che porterebbe in rossazzurro Stefano Sturaro, l'ex centrocampista della Juve e del Genoa, che ha giocato nella prima parte della stagione con il Karagümrük, e proprio dalla società turca proprietaria del cartellino Sturaro sta cercando adesso di liberarsi dopo che il suo entourage ha raggiunto l'accordo con il Catania. Ci sono serie possibilità di vedere Sturaro già giovedì atterrare all'aeroporto di Fontanarossa e mettersi a disposizione di Cristiano Lucarelli, un Lucarelli che si sta accoccolando per adesso i suoi giocatori, quelli che sul campo hanno dato le risposte che il tecnico chiedeva, a cominciare da Di Carmine, che anche lui può essere considerato un nuovo acquisto, ma è tutto il gruppo adesso a respirare aria nuova, come ha sottolineato Zanellato ieri, ospite a Corner. Perciò è tutta una questione appunto di continuità, e sicuramente fare 4 gol contro qualsiasi squadra è difficile, cioè, quindi quello che dici tu è giusto e mi trovi concorde. L'equilibrio l'abbiamo trovato, altrimenti non avremmo potuto fare una prestazione di questo tipo. Sul fronte mercato sta agendo anche il Messina, che sta viaggiando sull'entusiasmo creato dopo la vittoria di Caserta. L'arrivo di Zona e Piana, 2 under, sarà seguito da altri 2 giovani in questa settimana. Per gli over invece occorrerà attendere l'ultima parte del mercato. Salendo di categoria invece il Palermo sta lavorando su 3 pedine. Una sarà Ranocchia dell'Empoli, per il quale manca solo l'ufficialità, ma dovrebbe essere disponibile già per la gara col Modena.